Boom di sofferenze bancarie a Venezia sono esplose dall'inizio della crisi al 30 novembre scorso. Nella provincia veneziana sono aumentate del 362%, triplicate. Soltanto Trieste nel nord-est sta peggio, con un aumento del 420%. Sono i dati dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Giuseppe Bortolussi, segretario dell'associazione, non ha dubbi nell'indicare tra le cause principali della crisi cronica di liquidità il malcostume da parte dello Stato e delle imprese di non onorare i propri debiti. Il cattivo esempio dato dal governo ha fatto breccia su molti imprenditori che, anche se hanno i fondi, posticipano i pagamenti verso i loro fornitori, innescando una catena senza fine di insolvenze. E intanto ieri è stato abolito il finanziamento ai partiti per recuperare un po' di fondi, ma non partirà da subito il taglio, sarà spalmato in 3 anni. I circa 60 milioni di euro l'anno, che di solito sono distribuiti nella forma di rimborsi elettorali ai partiti e sono molto poco rispetto al vero problema del debito pubblico, subiranno quest'anno un taglio del 25%, nel 2015 del 50% e nel 2016 del 75%. Una goccia nell'oceano. I partiti dovranno farsi finanziare da privati o con il 2 per 1000, un atto dovuto dopo gli scandali che hanno coinvolto la Lega Nord e il PDL in tutto il paese, ma non basta. C'è ancora una nicchia di privilegiati che concentrano le risorse del paese e sono i dirigenti pubblici, ministeriali, i pensionati d'oro. Loro non subiscono tagli e, quel che è più grave, nel caso dei burocrati, frenano la voglia di impresa.